Viale Vittorio Veneto, da un lato i passeggi per i pedoni, poco più in là la pista ciclabile voluta e realizzata dall'amministrazione Gentilini, un tratto che sin da subito ha tirato su di sé pesanti critiche perché considerato troppo pericoloso dai ciclisti che preferiscono il marciapiede pedonale, facendo di conseguenza arrabbiare non poco i pedoni che spesso rischiano di essere travolti dalle bici, una situazione che ha addirittura spinto un residente a presentare esposto in procura. Alla luce di questo, nei giorni scorsi il sindaco Manildo aveva invitato gli agenti di polizia locale a recarsi sul posto per un'opera di sensibilizzazione. Intervento che tra ieri e oggi si è tradotto in una trentina di contravvenzioni da 41 euro l'una, elevate ad altrettanti ciclisti indisciplinati. Corretto sanzionare chi sbaglia, dicono in molti, altrettanti coloro però che sottolineano la pericolosità della pista a giustificare il comportamento scorretto di alcuni ciclisti. Ho la bambina e io vicino al ciglio della strada non corro, mi spiace, mi diano pure la multa. Tanta gente lì non ci va perché è pericolosa, secondo me, quindi in teoria secondo me potrebbero farla anche qua, però dovrebbero suddividere le corsie. Sono giuste specialmente per i più piccoli perché rischiano di venire investiti dalle biciclette. Abbiamo rischiato anche noi di essere investiti più volte perché corrono molto veloci. Questa dunque è la reazione dei trevigiani, inconsapevoli però del colpo di scena che da lì a qualche minuto ci sarebbe stato.